Ciao a tutti e a tutti, in particolare a tutti i don. Auguri perché in quella è Sant'Agata, la patrona di Don. Sappiamo che c'è anche la ricorrenza diciamo civile, mondiale della festa della donna, sarà fra circa un mese, ma oggi comunque è Sant'Agata, la festa appunto della donna, quantomeno delle donne per i credenti, per la Chiesa, nella tradizione cristiana insomma. E questa santa si inserisce, una santa sappiamo siciliana, però venerata praticamente dovunque, è stato un culto diffusissimo e da tutte le parti, anziché fare auguri a un'Agata che l'è iscritta al nostro canale, o meglio, so gente, però dice no, più se, insomma, per rispettare la riservatezza, auguri comunque di buon onomastico, chiaramente anche alle Agata che ci ascoltano. Si inserisce in alcuni giorni molto densi di ricorrenze. Ci siamo lasciati settimana scorsa, dicevamo che alla fine di gennaio che era tanti o sant o ricorrenze, insomma tante persone o anche avvenimenti di cui far memoria, e anche in questo inizio di febbraio c'è veramente una lista, devo dire, molto lunga e interessante. Lo sappiamo, li abbiamo visti nei giorni scorsi, c'è stato il giorno 1, il primo febbraio, scusate, era la ricorrenza del beato cardinale Andrea Carlo Ferrari, soprattutto per Milano, per i milanesi, perché fu arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921, grande arcivescovo sicuramente. Il 2 la festa liturgicamente della presentazione del Signore al Tempio, giornata mondiale della vita consacrata e popolarmente detta della Candelora, perché se benedico le candele e i candeli benedetti se potete andare in chiesa, e quindi la Candelora con tutti i proverbi annessi. Non riporto quali sono i proverbi perché ce l'avevamo già soffermati negli anni scorsi. E 3, dal 3 sta San Bias, protettore della gola, chi la può dire andare a fare sbenedire la gola, chi la vuole fare come lo fa me, da seguire la tradizione di mangiare il panettone, ma minga quel taglia subito, ma quel che era avanzato di Natale. Tanti mandi, ma com'è, sarà diventa post, o capì, e non che la si vede all'aria aperta e sciaccia parlare e diventa post, no, il panettone conservato nel cellophane che era ancora perfettamente commestibile. Domani, il 6, si festeggiano, si ricordano i santi Paolo e Miki e compagni, martiri giapponesi del XVI secolo, e sempre per essere a Milano e a Canunchia Paterna da Giuliano in particolare, perché il 6 di febbraio è l'anniversario della morte dell'Emilio De Marchi, autore di celebri romanzi come Demetrio Pianelli, come Arabella, come Il cappello del prete, traduttore delle favole di La Fontaine dal francese in italiano messe in versi, autore di diverse opere teatrali, alcune anche abbastanza leggere, insomma, e autore poi di prose cadenzate, cioè prose ritmiche in milanese, sotto il titolo di Milan in Milanum, che ho citato alcune volte, ho provato a leggere. Poi il 7 le sante Perpetua e Felicita, martiri del III secolo, e la Perpetua mi ricorda il nome, tutti i santi che era nel romanzo di Promessi Sposi. Alessandro Manzoni dà questo nome alla domestica di Don Abbondio. Da lì la Perpetua è diventata sinonimo di domestica del parroco, e quindi con anche qualche battuta che non era proprio un complimento, Fanola Perpetua, cioè Fanola Cicciarona. Quindi un nome che è diventato, da nome proprio, è diventato anche un nome quasi comune, diciamo, per indicare certe persone. L'8, San Girolamo Emiliani, grande, anche lui grande educatore. Poi la Santa Giuseppina Bachita, una sudanese, prima schiava, poi liberata e condotta in Italia, e si fece religiosa, e infatti per questo motivo è
stata dichiarata giornata di preghiera contro la tratta degli esseri umani, contro la tratta delle persone, tema quanto mai d'attualità. E parlando del Sudan e del Sud Sudan, ricordiamo che ne è appena tornato il Papa, che ha fatto un viaggio in quel paese e anche in Congo, e su questo magari ci torneremo, perché su questo dovremmo veramente riflettere, perché l'ha detto nel viaggio di ritorno, l'abbiamo sentito poco fa al telegiornale, ma lo ripete spesso e in pochi lo ripetono, che ci sono purtroppo tante guerre nel mondo dimenticate, volutamente dimenticate forse da qualcuno. E parlando di popoli, anche tornando a ieri, il 4 di febbraio era per il Tibet l'anniversario della dichiarazione di indipendenza nel 1913. Andando avanti, il 9, la Santa Pulonia, che viene invocata contro il mal dei denti, protettrice dei denti, invocata contro il mal dei denti. E poi anche il giorno successivo, il 10, Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, e poi è anche giornata del ricordo, lo sappiamo in Italia, ricordo di che cosa? Dell'esodo degli italiani dalmati e istriani che furono costretti a lasciare le loro terre, con anche una persecuzione durissima, con gli episodi delle foibe, tutti sappiamo, della storia, e quindi c'è giustamente questo ricordo. E butto lo sguardo più in là, concludiamo la settimana, veramente vedete quante cose interessanti. Il Wundes de Febbraio, festa della Madonna di Lourdes. Non so chi di voi è stato a Lourdes, qualcuno ci sarà stato più volte, qualcuno mai, su cui apriremo un libro, diciamo, sulle apparizioni di Lourdes, su Bernadette, sul messaggio di Lourdes. Fra l'altro è anche la giornata in cui furono firmati i patti lateranensi, che però sono stati superati poi dal più recente concordato. Ecco, Lourdes, diciamo, è un qualcosa che io penso debba, come si può dire, interessare tutti, perché certo uno può anche non essere credente, ma di fronte a me una delle cose che colpisce di più è di fronte a questa signora che dice a Bernadette in dialetto, perché in dialetto dice: io sono l'Immacolata Concezione, e questa bambina che non sa cosa vuol dire e va a riferirlo, e quindi anche quelli che non credevano a quello che lei diceva devono pensare che c'è qualcosa di vero. Insomma, in tutta sta fila di ricorrenze, e notiamo, per ritornare al discorso di Sant'Agata, che nelle cose che ho appena detto anche tante figure femminili ci sono. Ecco che fammi auguri a tutti i donne e anche a tutti gli uomini per una buona settimana che la comincia. Ciao a tutti!